Eminenza il patriarca di Venezia Moraglia, e siamo qua ai Piloni Dalmati del Lido di Venezia, dove da poco si è celebrata, diciamo, la Sensa e la messa, la Santa Messa per la Sensa. Ecco, la Sensa ricorda anche, celebra un episodio importante storico. 10 maggio 1177. Quale significato oggi, patriarca, rispetto alla situazione contemporanea nel segno della pace? La pace è quella parola che chiede di essere vissuta e poi annunciata in ogni secolo. Lei ha fatto giustamente riferimento a un episodio importante in cui la Serenissima è stata protagonista e tramite di un processo di pace. Quindi qui, tra l'altro, con questo cippo che ci ricorda il legame stretto tra il patriarcato e Zara, noi siamo qui a dire semplicemente che la storia ha degli esempi virtuosi che devono essere risuscitati, soprattutto tenendo conto che il mare che sta tra le varie coste del nostro continente, e io parlo del mare Mediterraneo, deve essere inteso non come un confine che separa, ma come un ponte che unisce. E allora questi episodi storici ben vengano nel ricordo e soprattutto per essere stimolo per considerare quanto il nostro oggi ha bisogno di meditare, di vivere e soprattutto di trovare anche a livello personale, sociale e anche politico degli stili capaci di generare pace.